Io non sono stanca, io sono arrabbiata ad arrivare dopo un anno ancora senza avere una definitiva presa di posizione da parte dei nostri alleati di governo. Ritengo che questi tempi abbiano di certo permesso di sviscerare, eviscerare, vivisezionare ogni norma. È stata messa alla prova questo progetto di autonomia. Se ne è purtroppo discusso più fuori delle aule che all'interno delle aule, perché sentire soltanto i commenti a livello giornalistico di qualcuno che va a fare convegni al fine di raccogliere magari dei vaghi consensi, magari alimentando l'odio fra nord e sud, che è un'operazione da irresponsabili. Io spero e auspico che si comprenda, che venga compreso qual è la matrice vera dell'autonomia. Parole della ministra vicentina Erika Stefani, che in un continuo vuoto di accordi nella maggioranza del governo giallo-verde vengono sostenute dallo stesso vice premier del Carroccio Matteo Salvini, che ha dichiarato: l'autonomia non toglie niente a nessuno, ma punisce chi non amministra bene, chi non vuole l'autonomia difende la pessima politica. Ma è ancora Stefani che rincara la dose, cercando per l'ennesima volta di far capire cosa si intenda per autonomia. Significa lasciare decidere i territori quello che importa per il proprio territorio, significa dare risposte più immediate, essere più celeri, ma soprattutto essere più efficienti. Questo Paese ha bisogno di efficienza se vogliamo misurarci con il resto del mondo. Se vogliamo essere chiusi all'interno dei nostri confini, allora possiamo anche dimenticarci e andiamo magari a trascinarci tutti verso magari un baratro di un futuro dove magari tutto resta indistinto. Il governatore del Veneto Luca Zaia dal canto suo ricorda quei 652 giorni trascorsi dal referendum del 22 ottobre 2017, quando il 98% dei veneti disse sì all'autonomia, una partita che ormai si sta giocando a extra time. Io penso che il governo abbia tutti gli strumenti per chiudere la partita della proposta del contratto, quindi dell'intesa da sottoporsi. Dico che ormai siamo in tempi supplementari, il governo ha avuto tutto il tempo possibile e immaginabile, è fondamentale che ci dicano qual è la loro idea di autonomia e magari poi la sovrapponiamo alla nostra e capiremo se funziona oppure no.